Il traffico che congestiona Mestre e Venezia diventerà un ricordo. Parola del sindaco Brugnaro, che ha annunciato l'avvio dei cantieri nell'area compresa tra Alvega, Via Torino, Forte Marghera e San Giuliano, cui si accompagnerà anche il futuro allargamento della stazione ferroviaria di Porto Marghera. Un investimento importantissimo fatto e preso da tanti finanziamenti che abbiamo, sono 85 milioni di lavori pubblici. Immagino che poi a questi seguiranno un moltiplicatore importante di investimenti privati, perché è chiaro che più rendi bella la città, più attrae investimenti, e sta succedendo proprio questo. L'intervento prevede in particolare la demolizione di entrambe le rampe esistenti da e per via Torino, il transito dei veicoli sulla regionale 11 a 2+2 corsie in viadotto al di sopra della nuova rotatoria di collegamento alla zona industriale di Porto Marghera, la realizzazione poi di una seconda rotatoria sopraelevata con la creazione di una rampa di discesa per il collegamento diretto con Venezia, la realizzazione di una rampa a doppio senso di marcia per il collegamento tra le due rotatorie, durata dei lavori stimata 875 giorni. L'intervento infrastrutturale davanti al Vega è stato finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico grazie all'accordo di programma per la riconversione industriale complessa di Porto Marghera, sottoscritto nel 2015 con Comune, Regione e Autorità Portuale. Questa accessibilità del Vega dà la possibilità di poter accedere a quest'area in maniera sicura, funzionale, perché prima era tagliata di fatto una linea ferroviaria, per cui questo lavoro consente di entrare e uscire nell'area sempre. Un'area che è di abbandono industriale, ma dove arriva il canale nord, il lato nord, esattamente dove noi abbiamo proposto, il comitatore aveva proposto di far arrivare le grandi navi, dove escono le navi della Fincantieri. Questa cosa darebbe un grande impulso anche agli investimenti privati, perché evidentemente andrebbe fatto comunque un pezzo di terminal, l'altro l'abbiamo già al tronchetto, non serve toccarlo, però anche qui avremo una serie di possibilità per poter accedere alle grandi navi ulteriormente su aree che sono di declino industriale, di assoluto abbandono per chi conosce. I cantieri avranno più fasi. Nella prima la viabilità rimarrà inalterata e sarà imposto un limite di velocità di 50 km/h. In seguito si demoliranno le rampe del cavalcavia di Via Torino e si realizzeranno i piedritti della nuova galleria sul lato della stazione di Porto Marghera. Per garantire i lavori sarà istituita una corsia dinamica temporanea che dalle 16 alle 20 ridurrà il traffico in direzione Mestre a una sola corsia in corrispondenza del cantiere.